Assessore Roberti, oggi in Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha deliberato la nuova legge per la tutela delle minoranze linguistiche presenti in regione. Sì, oggi con questo voto andiamo ad apporre delle importanti modifiche sulle 3 leggi che regolano la vita e la promozione delle minoranze linguistiche slovena, tedesca e friulana sul territorio. È una prima tranche di modifiche che va da un lato a rimodellare anche dal punto di vista tecnico alcune norme che erano superate, dall'altro cerca di semplificare anche la vita del mondo dell'associazionismo per promuoverlo maggiormente sul territorio, quindi semplificando le procedure, dall'altro apporta delle migliorie che tendono a valorizzare il ruolo delle associazioni. Da qui la parte più discussa è stata quella proprio dell'albo delle associazioni di lingua friulana, dove fino adesso si andava avanti con un solo numero ristretto di associazioni, noi intendiamo allargare, quindi non toccando le risorse, anzi l'obiettivo semmai è quello di incrementarne, come abbiamo già fatto nelle ultime occasioni, penso all'ultima legge di assestamento, ma anche con l'introduzione del teatro stabile di lingua friulana, ma dando la possibilità a più soggetti di partecipare, di metterli in competizione per promuovere le migliori progettualità. L'obiettivo della Regione Friuli Venezia Giulia, come detto più volte, è quello di promuovere non le associazioni, ma promuovere la lingua. Per questo dobbiamo dotarci degli strumenti migliori. Con questa legge quindi istituiamo l'albo, avremo tempo tutto il prossimo anno per lavorarci su, costruire regolamenti, costruire i bandi, sempre supportati dal lavoro tecnico-scientifico dell'Arlef, la nostra agenzia regionale, per poi arrivare al 2021 all'effettività della norma. Nel frattempo, nella prossima primavera, avremo la conferenza regionale sulle varie lingue, sulle varie minoranze linguistiche presenti, tra cui anche il friulano, ma anche il tedesco, che non era previsto fino ad oggi in norma, quindi abbiamo voluto aggiungere, e con le indicazioni che ci arriveranno da quelle 3 conferenze, l'obiettivo è quello di implementare ancora di più questa norma per valorizzare ancora di più il ruolo delle lingue e delle culture presenti sul territorio del Friuli Venezia Giulia. Lei fra l'altro ha rimarcato anche l'impegno della regione, in particolare sul friulano, col teatro friulano che è stato praticamente istituito da questa amministrazione. Sì, il teatro non esisteva, noi abbiamo fatto un primo intervento normativo che ha consentito ai comuni di costituire questa associazione e un secondo intervento in assestamento nello scorso luglio che ha finanziato già i primi lavori, quindi c'è già un primo finanziamento di 150.000 euro per prevedere l'inizio dell'attività, e questa è una misura particolarmente richiesta dal territorio da anni, non si era mai riuscito a far prima, e questo dimostra evidentemente la sensibilità che questa amministrazione regionale ha su le minoranze linguistiche, tutte le minoranze linguistiche presenti sul territorio.